E torniamo dunque a parlare di promozione, di valorizzazione del comprensorio baldense. Lo facciamo attraverso questo progetto Chiave 04, sempre con i fondi GAL Baldo Lessinia. Il tema stavolta è particolare perché parliamo di uno sviluppo del turismo sostenibile, una parola chiave. Sul Monte Baldo parliamo di turismo sportivo e ci troviamo in quel di Cavaillon Veronese. Con noi, come sempre, il primo cittadino, anzi la prima cittadina, perché sindaco ne è Sabrina Tramonte, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Signor Sindaco, due parole intanto su Cavaillon Veronese. Cavaillon Veronese è un paese meraviglioso dell'entroterra gardesano, siamo qui a pochi passi dal lago di Garda, è situato sulla collina del San Michele e, come diciamo sempre, va dal San Michele all'Adige, perché abbiamo il capoluogo che è qui a Cavaillon e poi abbiamo una frazione di Sega di Cavaillon che diciamo confina con il fiume Adige. È un paese meraviglioso, collinare, caratterizzato dalla presenza degli olivi, che è un po' diciamo il nostro oro verde del territorio, e naturalmente da tanti vigneti. Chiaramente poi c'è la chiesa, che è un po' un'icona anche dal visitatore che viene da fuori, è un forte richiamo perché, essendo in posizione collinare, è diventato un iconema all'interno del paesaggio, è un richiamo. Abbiamo la piazza da cui possiamo godere un panorama su tutto il territorio circostante. Progetti che declinate sul vostro territorio, quali sono? Parliamo del più importante intanto. Il più importante che abbiamo realizzato in quest'ultimo anno, malgrado le varie difficoltà, è questo progetto fatto appunto con i fondi del GAL, della pista ciclabile nella Val del Tasso, partendo proprio dalla Sega. Abbiamo fatto un recupero e la messa in sicurezza di alcuni ponti dell'antica ferrovia Caprino-Verona. Questo sistemazione dei ponti ha reso un percorso ciclopedonale, perché è possibile passeggiare anche naturalmente nella parte ciclabile, in maniera molto bella, perché viene utilizzato un antico tracciato, quindi abbiamo anche un ricordo storico di come era vissuto il territorio 50 anni fa, e è stato rivisitato, riqualificato attraverso un percorso invece sportivo, ciclabile, ma anche naturalmente per famiglie, quindi è un percorso molto bello all'interno di un contesto naturalistico molto interessante che è la Val del Tasso. Straordinario, Sindaco, e quindi adesso possiamo parlare anche del secondo progetto, sì, che già conosciamo, ed è il Cammino del Bardolino, altro progetto che viene realizzato attraverso i fondi GAL Baldo Lessinia e di cui voi anche fate parte. Sì, facciamo parte con altri comuni, il capofila è stato Bardolino, perché è un progetto che mette in rete i comuni di Cavaillon, Affi, Costermano, Bardolino, Rivoli, in una rete di percorsi attorno all'altro elemento, il Tegli Olivi, che è i vigneti, i nostri vigneti e il nostro vino Bardolino. Anche questo è un percorso importante perché, come tutti i percorsi, anche come abbiamo detto prima, nelle ciclabili, fondamentale è il lavoro di rete e coordinamento tra i territori. Tutto questo ha senso se c'è anche il finanziamento, quindi ringraziamo i fondi GAL Baldo Lessinia. Ma mi complimento con gli amministratori, perché più vi avvicino, anch'io sto facendo un certo percorso, più mi rendo conto che c'è stata una maturità anche in tutti voi, che soprattutto si concretizza là dove finalmente avete capito che l'unione fa la forza, è il caso di dirlo, soprattutto quando c'è di mezzo l'unione anche del Baldo con il suo grande entroterra. Grazie al sindaco Sabrina Tramonte, complimenti. Grazie a voi per essere venuti nel bellissimo Cavaillon.